Salve, sentivate la mia mancanza, Volevo dirvi, tanto bomba atomica no mai sì, che sia esclusa, atomica no, mai sì, no, atomica sì. Cioè, bisogna ammettere che la paura c'è per quanto riguarda per tutti quanti di una guerra che possa essere del tipo di questo genere. Non dobbiamo pensare che tutti vogliano condividere le opinioni di tutti. Certo che l'Ucraina e la Russia devono trovare una quadra e Istanbul è la Turchia è un esempio che può avvalere e avvalorare un'opinione comune che può essere di strategia l'Ucraina e quindi strategica, e potrebbe essere con dei cantoni come per esempio, non volevo dirlo, ma l'isola della Svizzera è un sogno per altri paesi e realizzare un sogno per gli ucraini potrebbe essere motivo di sviluppo e motivo anche di alternativa per entrambi i continenti, sia l'Asia che l'Europa. Poi è ovvio che l'Iran, l'Iraq, tutti quei popoli, i paesi arabi si prodigheranno a mandare messaggeri e personalità in modo che possano in Ucraina sviluppare e portare l'Africa in quelle zone, e anche in Russia e anche in Turchia e anche tutti i paesi che ci sono lì, insomma. Quindi è un avvenimento grandioso quello che sta avvenendo. C'è la popolazione che si muove in tutto il mondo, vediamo anche cosa succede in America, che ci sono i messicani e che ci sono quelli del Sud America e che c'è questo impedimento da parte di Trump che mi fa sorridere, che ci sia l'emancipazione dell'America, di dov'è che è, in California, dove che sia. È ovvio che è un modo di dare a tutti una consapevolezza e una considerazione a tutti questi popoli che sono stati sottomessi in tutti questi anni da questi governi un po' fuori di testa, questi governi pazzi che hanno dato la possibilità di sviluppare la povertà ovunque. È ora di finirla, ci deve essere una ricchezza non solo interiore ma una ricchezza anche economica, e quindi che venga avanti l'Asia e la Cina e che venga avanti il riso, perché guardate che mangiamo tutti riso e siamo tutti felici quando mangiamo riso. Ciao ciao!